arrivas. Buongiorno Italia, benvenuto nel sabato delle recensioni. Senti che voce pubblicitaria proprio, eh? Questa settimana abbiamo nuovamente un prodotto Easy Hatch. Ci hanno mandato da recensire questa specie di mini power bank, a differenza dell'altra volta che ci avevano mandato un power bank da outdoor, ti ricordi? Quello anti-urto, impermeabile, con il pannellino solare integrato e anche abbastanza capiente, no? Era un bel mattoncino. In questo caso abbiamo il power bank per la city, quindi non più per il wild ma bensì per la city, in quanto ha delle dimensioni decisamente ridotte, un peso veramente minimo perché siamo tipo a un pacchetto di sigarette, cioè veramente leggero, eh? Andiamolo a vedere nel dettaglio. Allora, come puoi vedere qui davanti abbiamo 5 LED che indicano lo stato di carica. Li puoi attivare per vedere lo stato della carica attuale premendo velocemente una volta il pulsante di accensione che è posto qui sulla destra. Già che siamo qua sempre con lo stesso pulsantino di accensione, se tu fai un doppio clic, ossia clicchi 2 volte velocemente il pulsante di accensione, tac, ti si accende la lucetta a LED. Sempre comoda dato che comunque è un dispositivo a batteria. Proprio a fianco alla lucetta abbiamo la classica presa USB di ricarica. Sembra, da quanto si legge nelle descrizioni, che ogni singola porta carichi 1 ampere per un totale di 2 ampere. Perché dico ogni singola porta? Perché se tu guardi qua nel lato c'è questa linguetta di gomma da tirare e tac, come per magia ti esce questa presa per iPhone e iPad. La presetta, come vedi, è una sorta di gomma abbastanza pieghevole, mi sembra anche sufficientemente robusta. Per rimetterla via dopo non devi fare altro che farla rientrare nel binario e tac, rimettere dentro la presa USB. Beh, ovviamente il power bank andrà anche ricaricato. Qui hai la sua presa. In dotazione trovi anche il suo cavetto. Ha una lunghezza di circa 15 cm. Comunque veramente, cioè proprio ti lascia stupito il peso è di 222 grammi. Le misure? Allora, per le misure come vedi ti sta abbondantemente nel palmo di una mano. Stiamo parlando di 13,2 cm di lunghezza per 6,2 cm di larghezza e un'altezza che è di 1,4 cm. Quindi sì, direi un power bank veramente portatile, decisamente slim. La domanda principale che viene fatta sui power bank è la capienza. Abbiamo, come ormai tutti quanti le batterie portatili, delle batterie a ioni di litio. La capacità è di 6000 mAh. Tu mi dirai, ma cosa ci posso caricare? Vediamolo subito ora. Partendo dal presupposto che il test verrà fatto con il massimo della carica, ossia vedi con tutte e 5 le tacchette piene, procediamo pure con un foglietto. Una batteria della Sony A6004 con capacità di 2200 mAh. Un Huawei P10 quasi scarico, sto aspettando che si scarichi, con batteria da 3000 mAh. Siamo già a 5200, perché io poi avrei anche una batteria della GoPro. La batteria della GoPro 8 è sui 1220 mAh. 6420. Andremo oltre la carica, quindi come possiamo fare il test? Potremmo fare P10 più Sony, anzi no, lasciamo perdere il P10, ok, e ci mettiamo 2 batterie della Sony da 2200 ampere, ossia 4400 mAh più 1220. Abbiamo un totale di 5620. Iniziamo. Partiamo con le 2 batterie della Sony A6004 che sono abbastanza scariche, direi praticamente a zero. Siamo pronti? Colleghiamo 3, 2, 1, tac e via, partiti! Siccome qui abbiamo un power bank da viaggio, non una stazione di ricarica, i dispositivi che possiamo caricare contemporaneamente sono solo uno, a meno che non abbiamo anche un iPhone o un iPad. In quel caso c'è già il cavo integrato dedicato. Ma nel caso di
connessioni USB normali, USB Type-C, bisogna caricare ovviamente un dispositivo alla volta. Tieni conto che comunque l'utilizzo di questo power bank, ripeto, da 6000 mAh, è destinato al telefono cellulare, per intenderci, quindi massima portabilità per portarselo in borsa piuttosto che nella tasca del giubbotto, e come capacità ti dico lo puoi utilizzare benissimo per 2-3 giorni per caricarti il telefonino. Bene Italia, lasciamolo lavorare. Quando avrà completato la carica delle batterie della Sony passeremo alla batteria della GoPro 8 per vedere poi effettivamente quanto ci rimane di carica, ma soprattutto per vedere se è riuscito realmente a caricare queste 3 batterie. Bene, le batterie della Sony sono state caricate completamente e attualmente, come puoi vedere, il segnale di ricarica è a 3 tacche su 5. Procediamo quindi con la ricarica della batteria della GoPro 8. Bene Italia, e con l'ultima ricarica, ossia quella della GoPro 8, siamo rimasti con una tacchetta lampeggiante, il che significa che abbiamo ancora un 1000 circa milliampere, il che risignifica la capacità dichiarata è veritiera. Pertanto non abbiamo chiaramente una stazione di ricarica, ma abbiamo un dispositivo che ci consente di utilizzarlo tutti i giorni praticamente e avercelo sempre con noi. Lo consiglio o non lo consiglio? Attenzione, ripesa le parole che io ho detto, dipende dall'utilizzo che uno deve farci. Se te lo vuoi portare in giro e ti serve per ricaricarti il tuo smartphone, scuola, lavoro, eccetera eccetera, è perfetto perché non pesa nulla e con 6000 mAh lo smartphone te lo ricarichi tranquillamente più di una volta. Certo, non posso dirti quante volte puoi ricaricare lo smartphone. Perché? Perché ogni smartphone ha la sua batteria, ossia la sua capacità. Ci possono essere smartphone, adesso stracciandola, con una batteria da 1200 mAh e smartphone con una batteria da 5000 e passa. Hai capito? Quindi, riassumendo, se non si ha grosse pretese di avere una stazione di ricarica, un po' come quelle che uso io per risparmiare le batterie del camper, ma bensì si vuole una batteria da utilizzare praticamente ovunque tutti i giorni, questo certamente è la soluzione che fa per te. Per quanto riguarda il prezzo, tieni conto, se io adesso ti dico il prezzo, fra 6 mesi, un anno che qualcun altro rientra a vedere il video, il prezzo ovviamente è cambiato. Quindi per cui metterò il link in descrizione con tutte le informazioni del caso. Ciao, alla prossima! Eccolo!